Udinese che trova la sua seconda vittoria consecutiva 3-0 netto contro l'Empoli. È vero che qualcosa abbiamo rischiato, soprattutto nel primo tempo, però poi gara dominata nella ripresa 3-0, insomma, che vuol dire insomma, tanti punti anche in classifica e salvezza quasi conquistata. Sì, è una prestazione convincente, siamo riusciti a gestirla anche dopo il vantaggio, cosa che non abbiamo fatto in altre occasioni, penso per esempio alla gara casalinga col Torino in cui era praticamente già vinta sul 2-0, ci siamo fatti rimontare, oggi siamo andati in vantaggio, abbiamo rischiato subito dopo ma poi abbiamo gestito bene, abbiamo raddoppiato, triplicato nel finale, direi una prestazione più che convincente, una squadra che sta crescendo sempre di più. Funziona questo 4-4-2 confermato, oggi un'unica novità, Izibu al posto di Christensen che un po' ci ha sorpreso, no? Viste anche le buone prestazioni del danese, però tutto il resto ha funzionato, ottimo Atta, ottimo insomma il solito Thauvin che va in gol sul 3-0 chiude la partita e poi un super Ekkelenkamp in uno stato di grazia, fa doppietta, terzo gol in 2 partite, dicevamo no? Qualche settimana fa, a Ekkelenkamp manca il gol, ne fa 3 nel giro di 2 giornate e insomma penso si prenda anche quella fetta di Udinese che gli si chiedeva, no? Quando è arrivato qui in estate, quindi tutto gira bene quest'oggi, Udinese che crea un solco, no? Con le squadre che poi alla fine lotteranno per restare in Serie A. L'anno scorso di questi tempi avevamo molti meno punti, quest'anno ne abbiamo 33 e possiamo guardare con fiducia e anche con la voglia di divertirci e di stupire, di provare ad alzare l'asticella da qui alla fine. Girandola di cambi nel secondo tempo è trovato anche Alexis Sanchez che voleva spaccare la partita e trovare il gol, non ce l'ha fatta, però insomma l'atteggiamento giusto anche di coloro che sono entrati dalla panchina, no? Abbiamo detto Sanchez ma tutti gli altri, Pagero, Pafundi, Rui Modesto, ha funzionato tutto. Luca un po' gli è venuto di arrabbiatura perché ha preso il palo, non ha trovato il gol e lui vive per il gol, però insomma di questa giornata ci portiamo via solo note positive, no Alessandro? Sì, ci sta che Luca si sia arrabbiato per non essere riuscito a segnare oggi, questo ci fa capire ancora una volta la voglia, la fame di questo ragazzo, ma oggi è stato importante ritrovare anche il gol dei centrocampisti, come ha detto lo stesso Runic in conferenza stampa, e Kellenkamp, che lui stesso aveva ammesso, insomma, che gli mancava solo il gol per fare quel salto di qualità che adesso è arrivato. Ora la squadra sembra ancora più completa, questo modulo convince, questo 4-4-2 fluido, se possiamo definirlo così. Ora ci aspetta una ultima parte di stagione in cui possiamo, come hai detto tu, divertirci e vedere anche in prospettiva futura cosa possiamo fare. Sì, non è mai scontato, no, affrontare questo tipo di partite. Adesso testa già la prossima, si va a Lecce di venerdì, l'occasione insomma per fare altri punti, perché poi questo Udinese ha dimostrato di potersela giocare, no? Alla grande e adesso per alzare l'asticella devi continuare a vincere, c'è solo questo. Certo, adesso abbiamo dimostrato di essere un gradino sopra le piccole e Lecce è un altro appuntamento da non mancare, da non sbagliare per dimostrarlo ancora una volta, ma questo Udinese ha dato l'impressione di essere cresciuta e oggi è un'altra prova.